Si alzano le temperature e torna immancabile come ogni anno il tormentone della stagione estiva. Non parliamo di hit parade musicali, ma di un annoso problema che colpisce Agrigento e il suo mare senza alcuna soluzione definitiva. Legambiente torna per l'ennesima volta a puntare i riflettori sulla questione depurazione e inquinamento nel mare di San Leone e lo fa attraverso una lettera aperta indirizzata al sindaco di Agrigento Marco Zambuto, evidenziando l'attuale stato in cui versa la borgata marinara agrigentina. Lo sconcerto più che legittimo diffusosi tra la popolazione, si legge nella lettera aperta, hanno evidenziato che l'impianto relativo alla condotta sottomarina, conosciuta come pannello a mare dell'APS, non solo non sarebbe mai stato del tutto annullato e rimosso, come più volte ribadito negli ultimi anni da Girgenti Acque, ma che addirittura di esso verrebbe regolarmente utilizzato quella parte dell'impianto destinata a smaltire l'aumento esponenziale dei reflui fognari a San Leone durante il periodo estivo. Legambiente tuona. Pretendiamo dall'amministrazione Zambuto una parola definitiva di chiarezza, ma soprattutto l'adozione di tutti i provvedimenti idonei a tutelare finalmente gli interessi e la salute dei cittadini. E a chiedere la tempestiva risoluzione della questione inquinamento è anche l'Unione Europea, che ha posto nella data del 1 gennaio 2016 la deadline, ovvero quella data scatteranno le sanzioni che l'Europa ha comminato all'Italia con sentenza definitiva per non aver costruito sistemi di depurazione adeguati. Le multe sono salate, vanno da una tandem da pagare immediatamente calcolata sulla base del PIL nazionale e che potrebbe essere il quasi 10 milioni di euro ad un'ammenda giornaliera calcolata sulla mora tra la messa in regola rispetto alla data di esecutività della sentenza, che potrebbe andare da 11.000 a 700.000 euro al giorno. Un salasso che sembra inevitabile considerando che città di aggregati urbani messi sotto accusa dall'Unione Europea a causa del sistema fognario inadeguato sono oltre 800. La situazione più critica è nelle città del Mezzogiorno d'Italia, tra le quali spicca Agrigento.